Dopo la battaglia di Caporetto, i 900.000 italiani che rimasero nel Friuli occupato subirono persecuzioni e saccheggi. Ci furono numerose rappresaglie ai danni dei presunti collaborazionisti, tra le più tristemente famose, quelli di Cervignano del Friuli, dove 20 uomini furono impiccati al campanile della città. Tutti i territori occupati furono messi a ferro e a fuoco e depredati. Si stima che nell'ultimo anno di guerra, dal Veneto e dal Friuli occupati, partirono circa 5.500 vagoni colmi di materie prime, diretti per lo più in Germania, lasciando un'intera provincia senza cibo. Si stima che in un anno di occupazione circa 180.000 persone morirono a causa della fame e del freddo. A partire dall'ottobre del 17, la maggior parte delle famiglie profughe era costituita da donne, vecchi e bambini. Questa tipologia della composizione del nucleo familiare era largamente maggioritaria tra i profughi provenienti dai centri urbani delle zone invase. Diversamente, le famiglie provenienti dalle località solamente sgomberate potevano quasi sempre contare sulla presenza maschile del capofamiglia, che spesso era impiegato e poteva garantire un reddito sicuro. Dunque, se si tiene conto della grossa componente femminile, più che di profughi bisognerebbe parlare di profughe, donne che durante il periodo del profugato, in assenza dei mariti, assunsero un ruolo decisionale senza precedenti. Nonostante fossero doppiamente indifese, prima in quanto donne e poi in quanto profughe, molte di loro si trovarono tuttavia sfollate per pura casualità. Molte donne che avevano perduto il marito durante il profugato erano costrette a chiedere un sussidio ai comitati d'assistenza, vivendo dunque a carico delle autorità locali. Cognome e nome. Bora Maria. Nata a. Codogné, in provincia di Treviso. Residente a. Magenta. Stato civile. Vedova. Segni particolari. Sfollata per cercare la figlia ammalata. La sottoscritta, profuga del comune di Codogné, frazione di Cimetta, trovandosi in cattivissime condizioni finanziarie, prega codesto spettabile comitato di voler anche presente che i propri genitori, disgraziatamente, sono rimasti nelle terre invase e che un fratello è morto in guerra e l'altro trovasi al fronte che combatte in prima linea e di più che la stessa è cagionevole di salute. Cognome e nome. De Giudici Carolina. Nata a. Udine. Residente a. Firenze. Stato civile. Vedova. Segni particolari. Situazione economica critica. Dall'alto in cui mi trovavo sono a un tratto precipitata in basso, e tutto in causa della guerra. Bisogna proprio dire che i profughi di condizione povera qui ci hanno guadagnato, sussidi, indumenti, buone mercedi, e le maestre godevano lo stipendio governativo senza esercitare detta professione. Qui erano impiegate in uffici militari o privati ed erano anche sussidiate. Qui tutti i profughi se la passano veramente bene, ecco perché non rimpatriano. Se in alcune località le cose stavano così, dall'altro lato, in altre zone d'Italia, il disagio provocato alle profughe dalle condizioni materiali si affiancava alla vergogna che provavano nel chiedere qualcosa o semplicemente nell'avanzare un'istanza, soprattutto se questa richiesta veniva inoltrata ad una persona conosciuta a cui era noto il passato stato di agiatezza. Per quanto riguarda la possibilità di lavoro, in parte la manodopera femminile si adattò a numerosi mestieri pesanti, pur adeguatamente retribuiti tanto nell'agricoltura quanto nell'industria, e per dare un lavoro al resto delle donne che, per attitudine, non potevano essere impiegate in quegli ambiti, l'Alto Commissariato per i profughi si adoperò per stimolare comitati e patronati profughi a creare laboratori di cucito. Tuttavia, non sempre era possibile l'allestimento di tali ambienti. In caso contrario, infatti, veniva incentivato il lavoro a domicilio. In ogni caso, il laboratorio di indumenti di cucito divenne in breve tempo, anche per la propaganda, la dimensione del lavoro femminile, in particolare proprio quello delle profughe. In effetti, i laboratori di questo tipo si moltiplicarono un po' in tutta Italia: Livorno, Caltanissetta, Venezia, Grosseto, Bologna, Pesaro, Frascati, anche in centri minori ed isolati, aperti a cura di comitati e patronati, ma anche della Croce Rossa americana. È interessante rilevare come questo sistema produttivo, redditizio anche dal punto di vista economico, fosse però concepito dalle autorità locali come una forma di controllo sociale e, in un certo senso, anche morale. Infatti, il pregiudizio nei confronti delle profughe era molto marcato. Tali donne venivano spesso descritte come indolenti e pigre, incuranti dei propri figli e dedite al vizio ed alla prostituzione.
Proprio per questo comitati d'assistenza e patronati non perdevano occasione per rimarcare retoricamente la propria attività benefica. Donne mal incamminate dal bisogno, dalla tentazione, furono ricondotte con provvida mano sulla diritta via. Ragazze madri trovarono ogni migliore aiuto per regolare con onesto lavoro la loro vita. Sventurate giovinette, che nelle madri stesse avevano il malo esempio e l'incitamento alla corruzione, furono tolte alle sciagurate, indegne del santo nome. In effetti, in alcune città come Roma e Napoli, la prostituzione tra le profughe, quasi sempre esercitata clandestinamente al di fuori dalla vigilanza delle autorità militari e sanitarie, aumentò notevolmente, soprattutto dopo l'armistizio. È in questo senso che va letta la preoccupazione di alcune autorità locali che deploravano chi cercasse di approfittarsi della particolare condizione di alcune delle giovani profughe. Un'opera umana, sana, morale, purificatrice sarebbe che l'autorità governativa facesse rimpatriate tutte le profughe venete e friulane, con o senza sussidio, che si trovano in Roma e che, costrette forse dal bisogno, ma certissimamente raggirate da luride persone, sono obbligate da queste ad esercitare ignobilissime professioni. Sono tutte giovani, inesperte della vita, la maggior parte contadine o di piccoli paesi di campagna. Le famiglie loro invano le cercano, non san più dove siano ed ignorano qual lurido mestiere fanno. L'autorità governativa è in obbligo di restituire alle loro case questi infelici e deve avvisare le rispettive loro famiglie per toglierle dalla malavita. Assieme alle donne, la categoria di profughi che ebbe a subire i disagi maggiori fu senza dubbio quella dei bambini. Tenendo conto della sola provincia di Udine, il numero dei bambini fino ai 15 anni ammontava a 48.172, ovvero il 36,7% dei profughi. Nel caso dei veneziani, i fanciulli con un'età inferiore ai 10 anni costituivano il 30% dell'intera popolazione profuga. Durante quel periodo, centinaia di bambini dai 3 ai 14 anni smarrirono i propri genitori durante la fuga o si trovarono accidentalmente su un altro treno. Non era rara, infatti, la circostanza in cui gli adulti erano stati inviati verso l'Italia meridionale e i fanciulli a Milano o a Torino. È da notare che alcune decine di questi bambini non vennero mai reclamati dai genitori o dai loro parenti, o perché erano orfani partiti alla spicciolata e poi indotti da altre persone a salire sugli ultimi treni in partenza, oppure perché i loro cari pensavano che fossero rimasti nelle terre invase. Perciò, per fare solo pochissimi esempi, a Milano moltissimi bambini vennero accolti provvisoriamente presso l'umanitaria, a Bologna presso istituti religiosi e case d'infanzia, a Firenze nel rifugio per fanciulli abbandonati. Altri bambini ancora, sempre dispersi e in attesa di essere restituiti alle proprie famiglie, vennero ricoverati presso alcune sale del Quirinale messe a disposizione dalla regina Elena. Per quanto riguarda l'istruzione, i bambini e ragazzi profughi residenti nelle grandi città, in gran parte appartenenti a persone agiate, non ebbero alcuna difficoltà ad essere collocati presso le scuole statali e convitti privati e proseguire così gli studi. Da questo punto di vista, tanto a Firenze quanto a Roma, le famiglie dei profughi vennero favorite in tutti i modi. Secondo questa prospettiva, le differenze di classe all'interno del profugato erano del tutto evidenti e certamente stridenti. E anche in questo stava la diversità tra le famiglie profughe che erano potute rimanere in città e quelle che invece erano state costrette ad andarsene fin dai primi giorni, certo spinte dalle autorità, ma anche dal costo della vita, dall'impossibilità di permettersi il pagamento di un affitto o la permanenza in albergo. Al contrario, nei comuni rurali, raramente i bambini potevano frequentare la scuola oppure lo facevano saltuariamente. Se le autorità non se ne preoccupavano, se andava bene gli stessi genitori preferivano tenere i propri bambini in casa per adibirli a lavori poco faticosi, come tenere a bada i fratelli più piccoli oppure mandarli a fare i garzoni di bottega. Ma se andava peggio venivano impiegati nel lavoro dei campi assieme ai genitori, oppure sfruttati in lavori e per compiti molto più pesanti, ad esempio nelle miniere di zolfo a Sommatino in Sicilia. Dal punto di vista, invece, dell'integrazione, la popolazione locale non era incentivata in alcun modo a praticarla, al contrario di quanto declarasse la propaganda, sempre pronta invece a presentare un'immagine del tutto diversa. Il disagio per le condizioni materiali li portava a realizzare piccoli furti nelle abitazioni dove erano alloggiati e nei negozi. Vennero registrati anche episodi giudicati disfattisti, seguiti da un processo dalla relativa condanna. Cognome e nome. Lorenzi Giuseppino.
Nata nel 1908. A. Spresiano, in provincia di Treviso. Residente a. Sorrento. Stato civile. Bambina. Segni particolari. Profuga di 9 anni. Noi bambini, probabilmente, risentivamo meno dei grandi cambiamenti e avevamo tanti amici. Frequentavamo la scuola pubblica, dove non ci facevano pesare nessuna diversità. Piuttosto ci portavano ad esempio e ci davano la merenda assieme ai figli dei combattenti. Infatti, se da una parte i litigi con i bambini locali, in particolare in alcuni paesi dell'Italia meridionale, erano in ogni caso un evento quotidiano, quasi una riproposizione delle diatribe che interessavano gli adulti, in altri la loro diversità culturale rispetto alla popolazione locale risultava ancora più evidente che agli adulti. Per alcuni di loro, il profugato poteva essere vissuto come una continua scoperta, come una strana e lunga vacanza in un luogo lontano e pieno di meraviglie. Cognome e nome. Anonimo. Nato a. Possagno, in provincia di Treviso. Residente a. Marsala. Stato civile. Bambino. Segni particolari. Bambino di un paesino di montagna. Per noi ragazzi veneti era tutto un altro mondo, un'altra maniera di vivere. Eravamo curiosi di vedere. Avessi visto la sera, con tutti questi baroni, principi, perché d'altra parte là sono tutti nobili, magari senza soldi, che facevano la loro grande passeggiata. Venivano fuori, ad una certa ora, con queste carrozze, 2 grandi cavalli davanti, piano piano, per farsi vedere bene. Con le loro signore, tutte in ghinghari, passavano davanti a un caffè della piazza, scendevano, facevano 2 passi, tutto per farsi vedere. Eran tutte cose nuove per noi, era un modo speciale di vivere. Pensate, a venir giù dal fronte, che non si vedevano altro che soldati e sentire cannonate. E si pensava al pieno, alle patate, alle castagne. E anche se eravamo ragazzi, ridevamo nel vedere questa gente, al punto che ci sembrava di essere in un teatro.